I temi dell'economia e del lavoro sono temi che stanno movimentando e sconvolgendo la politica europea. Il tutto è partito da aspetti finanziari, ma oramai da alcuni anni sono passati agli aspetti reali, quindi possiamo vedere che l'economia delle singole persone e delle singole famiglie ha avuto questi purtroppo effetti negativi. Tutto questo porta a problemi di minore reddito per le famiglie e mancanza di risorse per gli enti locali. Siamo ben consapevoli, da qualche mese i telegiornali ne parlano quotidianamente, che il problema del debito pubblico è un problema che ci trascineremo per i prossimi anni. Quello che dobbiamo fare noi però a livello locale è contribuire a uno sviluppo. Perché se è vero che questo tipo di tematiche richiedono sì un intervento a livello statale, è anche vero che per il principio di sussidiarietà i primi ad attivarsi dovrebbero essere gli enti più vicini ai cittadini. Nel nostro comune i settori che hanno visto più movimenti a livello occupazionale sono quelli del commercio a tempo libero, che fa un po' da punto di riferimento, quindi il Comune di Treviso, con circa 9.000 assunzioni, però il saldo è negativo rispetto all'anno precedente, quindi vuol dire che abbiamo perso circa 130 posti di lavoro in questo settore, seguito dai servizi alla persona e successivamente dal secondario. I dati drammatici però effettivamente provengono dal secondario, perché tra il settore metalmeccanico e quello del Made in Italy nel Comune di Treviso abbiamo perso 900 posti di lavoro, su un totale quindi di 1.000 posti di lavoro, 1.044 posti di lavoro in meno rispetto all'anno scorso, ben 900 sono nel secondario, quindi è lì che si concentra la crisi peggiore. La maggior parte dei contratti nuovi sono a tempo determinato o a chiamata, più il 13%, mentre quelli a tempo indeterminato sono praticamente fermi, 0,3%, quindi tutti i nuovi contratti sono di questo tipo qui. La disoccupazione nella nostra provincia, i dati sono recenti, è circa del 6,5%, un dato più favorevole rispetto all'8,4% nazionale, però la criticità si concentra nella disoccupazione giovanile, che è addirittura del 20%. Le imprese attive nel nostro comune sono 8.700, quindi molte imprese. Questo ci deve far riflettere sul dato dell'occupazione e del lavoro. Cioè, noi quando parliamo di lavoro in provincia di Treviso dobbiamo tener conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori che hanno dei contratti atipici e di chi presta il lavoro in altre forme, anche non dipendente. Qualche riflessione anche sul reddito delle famiglie. Noi dobbiamo sempre rapportarci anche al dato nazionale, che purtroppo vede in Italia una forte concentrazione della ricchezza. Sappiamo che il 10% delle famiglie possiede il 45% della ricchezza, mentre c'è un 50% delle famiglie che possiede il 10% della ricchezza. Quindi la forbice tra i redditi e il possesso della ricchezza è molto elevata in Italia. Andando a vedere i dati invece della nostra provincia, se andiamo a vedere il reddito pro capite è di circa 18.000 euro rispetto al dato italiano che è di 16.800 circa euro, quindi abbiamo un reddito pro capite superiore alla media nazionale, tuttavia di circa 1.200 euro. Tuttavia negli ultimi anni abbiamo perso il 5,4% a Treviso rispetto invece a una media nazionale che andava leggermente migliorando. Quindi qui a Treviso abbiamo avuto una considerevole perdita di reddito pro capite. Come fare? Che tipo di sviluppo vogliamo?
Vogliamo uno sviluppo che promuova un patto tra le forze propulsive del sistema, cioè che veda il lavoro come, non solo come lavoro dipendente o in contrapposizione con gli interessi dell'impresa, ma un patto tra queste forze propulsive della nostra collettività. Purtroppo c'è una scarsa mobilità sociale, sembra che i figli continuino a fare un lavoro simile a quello dei padri, e questo credo che come Partito Democratico ci impegni a dire qualcosa di diverso, da modificare un po' le condizioni sociali. Proviamo a dire qualche proposta concreta, partendo ovviamente dall'istruzione e la formazione, l'individuazione di quelle che sono le competenze necessarie anche rispetto al nostro territorio, perché se dobbiamo essere efficaci nell'istruzione e la formazione non possiamo prescindere dalle necessità del territorio, e quindi anche le analisi delle competenze necessarie anche nel mondo del lavoro. L'orientamento, si tratta di un tema che sembra sia per mancanza di risorse abbandonato da molti enti, in particolare la Regione non finanzia più i progetti di orientamento, la provincia fa quello che può ma fa poco, invece il Comune potrebbe in qualche modo contribuire su questo tema. Altre proposte: quello di un parco tecnologico o un incubatore di imprese per agevolare quella che è la formazione di nuove imprese, per dare la possibilità a chi ha delle idee imprenditoriali di portarle avanti, di svilupparle con consulenza, un parco tecnologico per dare alle imprese degli stimoli all'innovazione, e non solo alle imprese del secondario, che comunque sono molto in crisi, l'abbiamo visto prima, ma anche per la promozione di servizi, perché anche i servizi devono essere maggiormente attrattivi anche nel nostro comune. Arrivo a una conclusione. Sono tanti i temi riguardanti l'economia che possono smuovere la situazione di ingessatura della nostra società. Ne cito solo alcuni: i rapporti sinergici con l'università, visto che abbiamo l'università qua a Treviso, la promozione turistico-culturale, come è già stata accennata da Franco, lo sviluppo di servizi telematici sia per le imprese ma anche per i cittadini nei rapporti con il comune, visto che altri comuni su questo stanno investendo molto. Le risorse, l'abbiamo detto all'inizio, sono limitate adesso e saranno ancora più limitate in futuro, lo sappiamo, però il Comune può anche assumere un ruolo diverso, non solo di finanziatore, erogatore di risorse, ma anche di facilitatore, di promozione di tavoli di confronto, per appunto predisporre le condizioni di sviluppo. Si tratta di fare ovviamente scelte, quando le risorse sono poche bisogna scegliere, però probabilmente il tema del lavoro deve essere per forza un tema centrale. Grazie, buon lavoro.